Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Buongiorno, a voi la linea. Grazie Sveva, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, la 7ª stagione, pare niente ma ci siamo, io sono Antonino Danna e con me c'è l'immenso Alex Cereda, bentornato Alex. Grazie Antonino, bentornato anche a te, un saluto ai nostri radioascoltatori e a Sveva che dirige dall'altra parte alla console la nostra amatissima trasmissione. Certamente, ben trovata cara Sveva, buon lavoro anche a te. Allora Alex, l'estate è passata, ricordiamo ai nostri ascoltatori 0292947222 se vogliono intervenire per telefono, oppure 340 670 9659. È stata un'estate per l'Alfa Romeo un po' particolare, ma soprattutto è stata un'estate anche di lettere e di quotazioni di mercato. Com'è andata quest'estate, Alex? Allora, io seguo, nel senso che do sempre un'occhiata agli annunci nei vari gruppi dei mercatini, internet vari, o consultandomi con degli amici, con degli appassionati. Fino all'altra sera avevamo in una cena, io faccio parte di un gruppo di amici, comunque di appassionati di Carlo Verdone. Ho scoperto diversi alfisti, si parlava più o meno del mercato, di chi voleva comprare, perché il sogno di tanti è giustamente avere un Alfa Romeo, è il sogno di tantissime persone. E spiegavo che sto notando, per fortuna, per chi vuole comprare, un momento un po' con una curva di caos, di discendenza dei prezzi di alcune Alfa Romeo. E quindi sto consigliando, un po' complice la fine dell'estate e quindi la necessità magari anche economica di realizzare o di mettere a posto in garage l'auto, e magari qualcuno può anche pensare di venderla o di cambiarla, di approfittare del momento. Quindi alcuni modelli dell'Alfa Romeo, due in particolare, stanno avendo dei prezzi più interessanti. E io consiglio, nel caso qualcuno ne avesse la disponibilità o l'esigenza, di approfittarne. Abbiamo questa novità. Poi mi hanno contattato varie persone, chi via WhatsApp, chi amici che conoscono la mail o comunque telefonate. Oggi ne parleremo, magari accenneremo a uno o due di queste richieste e risponderemo ai nostri amici in maniera veloce. Senti, ma quali sono questi modelli che suggerisci? Allora, la prima, che è stata per me una grande novità, il primo modello che si sta ridimensionando. Tu sai benissimo che il mercato in generale, come il mercato delle azioni, il mercato delle compravendite degli immobili, ha una fase ascendente e discendente. È normale, non va mai ad aumentare, non precipita mai tanto. L'Alfa Romeo Giulia è il modello che sta avendo un ridimensionamento. Voi perché ce ne sono ancora molti in giro, voi perché qualcuno di mia conoscenza anche mi dicono che hanno speso oltre il valore e in qualche modo devono rientrare almeno di una parte di ciò che hanno speso. Quindi in questo momento si rischia, nel senso positivo, di acquistare una macchina sana, restaurata, a un prezzo senz'altro inferiore a quello che è costato. La regola che io consiglio sempre è non andare al prezzo eccessivamente basso, o andare a dare un'occhiata per bene, o anche celarsi un affare, però ben guardare tutto, perché i ricambi Alfa Romeo, soprattutto quelli originali, hanno costi ormai da gioielleria, quindi è meglio spendere qualcosina di più, comprare una macchina completa, soprattutto sana, ma più di carrozzeria. E vedendo gli annunci, anche questa mattina, non so se posso dire la testata, comunque vabbè,
Sì, subito per esempio, subito.it, in attesa di collegarmi, ho visto delle Alfa Romeo dal prezzo interessante e sono convinto che andando lì con la decisione di comprare di una cosa immediata si possa ottenere un ulteriore sconto. Ma macchine veramente tenute bene, tra cui un'auto che ho visto anni fa personalmente, una Giulia Indaco, colore Indaco. Non l'ha presi perché la preferivo bianca, poi trovai la mia, va bene. Una macchina che stava sostanzialmente bene, molto bene, rimessa nuovamente in vendita. E quando tu la rivedi, capisci che comunque c'è anche sempre un grado di trattabilità. Quindi, se ne chiedono, per esempio, adesso non mi ricordo esattamente il prezzo, 14, è probabile che a 13 ci arrivano. C'è un grado di trattabilità che ti permette magari di acquistare finalmente il tuo regalo. Vi sconsiglio di andare a acquistare, non me ne vogliono chi ha questo tipo di auto, delle Alfa Romeo da restaurare, che non siano piccoli lavori di carrozzeria o piccoli lavori di motore, perché è un bagno di sangue, non se ne esce più, spendi il triplo, diluito magari nel tempo, è un'auto con cui non ci riprenderai quel valore, a meno che fra qualche anno le Giulie schizzeranno nuovamente in alto. Ma le Giulie sono state prodotte parecchie, ce ne stanno molte in giro, ne hanno recuperate anche nei pollai, sottoterra, ovunque. E quindi è il momento in cui bisogna approfittare proprio per il cambio di stagione di questi prezzi interessanti e della disponibilità, perché un paio di persone io l'ho contattate tramite un amico e entrambi mi hanno detto sono disponibile a una certa trattabilità purché sia veloce. Quindi io direi consigliare ai nostri amici questo passo. Un'altra auto che L'altro consiglio modello qual è? vivamente, l'altro modello è il Duetto. Il Duetto Ah, Alfa Romeo, che è un'auto, io ne sono innamorato di quest'auto, non l'ho mai avuta, ma l'ho siamo in guidata. due. E quando lavoravo in una concessionaria ebbi anche modo di avvicinarmi quasi per comprarla, ma il mio collega come si dice a Roma, me l'ha ciullata prima. E sono un'auto straordinaria, certo, un'auto prettamente estiva perché il suo tettuccio, eccetera, non è proprio a prova di temporali, però in questo periodo le Duetto sono quelle ancora più appetibili per chi ama questo tipo di auto. Voi per l'estate finita, voi perché c'è l'esigenza di rinnovarsi, voi perché è un'auto più recente, quindi una Duetto anche degli anni 80, degli anni 90, si trova ancora a buone cifre ed è un'auto che secondo me tenderà a aumentare il suo valore in maniera breve. Penso, ecco, non posso dare nessuna garanzia, ma penso che è un tipo di auto che avrà comunque un suo futuro, sia perché comunque è un'Alfa più recente, richiede ancora meno manodopera se tenuta bene, è un'auto di facile reperibilità anche per i ricambi ed è bella, non c'è nulla da dire, la Duetto è bella. Io sono innamorato dell'osso di seppia, però tutte le versioni della Alfa Romeo Spider sono magnifiche, eccezionali. Poi guidarla, io l'ho guidata, credetemi, ci si sente avvolti dentro la macchina, perché ha comunque questa console avvolgente, ha l'alto del cambio alto, quindi sei quasi avvolto attorno all'auto. E poi guidarla col tettino aperto è un'emozione che Vale è la pena straordinaria. provare. Vale la pena provare assolutamente. È un coniugare auto e moto con un grandissimo motore, con un bel rombo, con un'auto che comunque ha una buona affidabilità e soprattutto delle caratteristiche tecniche di stabilità eccezionali, e poi fare un giro per l'Italia o per l'Europa in maniera abbastanza tranquilla. Ecco, tra i miei sogni da pensionato è quello di girare l'Europa in Alfa Romeo in buona compagnia, con un'Alfa Romeo storica però. Per forza, questo è fuori discussione. Chissà, Antonino, saremo io e te, ecco, da Why not? neopensionati a fare questo viaggio. Why not? Faremo scorta di rullini e porteremo la Leica a questo punto, perché dobbiamo essere coerenti con un viaggio del genere. Certo, certo. Senti, ma mi sorprende il fatto che sia la Giulia che
come si dice, che il duetto abbiano avuto questo ribasso. Invece vedo che si sta affermando una certa tensione, noto un certo interesse verso la 155, specialmente la 2000 di cilindrata e così via. È un po' una sorta di riscoperta di un modello che peraltro è sempre stato oggetto di aspre critiche da parte degli alfisti. Ancora oggi, quando qualcuno ne posta una sui social, arriva sempre quello che sa tutto lui, tempra veloce, quella, poi si scordano che tra gli sviluppatori di quella macchina c'è Giorgio Langella, pace all'anima sua. Ma ecco, il Bruttanatroccolo, non dico che diverrà un bel giorno cigno, ma mi sembra che stia diventando un po' meno brutto, o sbaglio? Allora, l'interesse per le alfa di transizione, io non dico mai che non sono alfa, perché direi una bugia. Restano Alfa Romeo, anzi hanno ereditato dalle Alfa Romeo storiche molta tecnologia, che poi sia entrata Fiat a gamba tesa o no, o comunque in maniera più preponderante, è vero, ma ha dato anche una mano a sviluppare i modelli. La 155 come fu? Non dimenticare Alfa Romeo 75 che 10-15 anni fa avevano dei prezzi da rigattiere quasi. Sì, Oggi appunto. un Alfa Romeo 2000 può anche tranquillamente valere 15-20 mila euro, quando 10-15 anni fa te la davano per 3.000 euro e ti ringraziavano anche. Non perché non è un'auto di valore, la 75 è straordinaria, ma perché ogni cosa ha bisogno di tempo, di maturità. Il mercato ha bisogno di maturità per capire i modelli. Quindi io non dico mai, poi tra l'altro la serie 155 io l'ho avuta, vabbè, una storia lunga, molto molto brevemente l'ho avuta, è una macchina che a me è sempre piaciuta e ai tempi era una grande Alfa Romeo, nessuno diceva non è Alfa Romeo, io non me lo ricordo. Se tu andavi in giro con una bella 155 o un 2000, sia la versione stretta la prima serie o la seconda, non solo era ammirato, ma era un alfista, quindi io non darei neanche risposta a chi dice non sono Alfa Romeo, perché queste cose chi dice questo non è un alfista. Chi dice queste cose le pensa della 156, della 155, della 166, eccetera. Non è un alfista. Certo, oggi le cose sono un po' più cambiate con Stellantis, si è un pochettino più distanti, ma io riconosco, ma non solo io, tantissimi, perché l'interesse per queste auto, anche la 155, oggi ad averne una 4 ruote motrici, i prezzi stanno schizzando alle stelle, sono macchine straordinarie. Ne ho vista una preparare in pista, non so se poi l'hanno terminata anni fa. Sono auto che meritano grande interesse e oggi sono quelle che tra virgolette costano meno. Fra poco 155 156 per anticipo andranno alle stelle. La 156 compie i 30 anni, a breve, pochi anni, compierà i 30 anni e quindi potrà correre nelle storiche, nelle gare, e l'interesse sarà molto molto alto. Idem la 155 che già rientra da quest'anno come auto trentennale, quindi più appetibile. Auto bellissima, al di là che sì che il pianale della Fiat, non Fiat, di grande stabilità, un motore che è stato ereditato, e quello è un motore Alfa Romeo, deriva dal bialbero fatto dal grande Busso. Quindi perché dire non è un Alfa Romeo? Che cosa? Ha avuto l'evoluzione del tempo. Un'auto che io consiglio, ecco, mi ha dato spunto, caro Antonino, e ti ringrazio, mi ha dato spunto di consigliare per chi si avvicina adesso al mondo Alfa Romeo, o anche per chi vuole comprare una seconda auto d'epoca, di rivolgersi al mercato attuale per acquistare ancora a prezzi naturali, normali, una 155, una 156, una 166. Tu stesso possiedi una bellissima 166, sai che sono auto che non hanno nulla da invidiare per velocità, per stabilità, per comodità. Anzi, lì c'è ancora il piacere di guida, perché hai sotto un motore di classe, non hai roba elettrica in giro, hai una macchina che era una macchina di riferimento top di gamma e che, a differenza di oggi, non ha nulla veramente da invidiare. Ha gli interni spesso in pelle, ha tutti gli accessori possibili e immaginabili, ed è un'auto che se tu la parcheggi attiri l'attenzione di chiunque.
Viceversa, oggi tante auto che costano tantissimo, moltissime auto ibride, elettriche, eccetera, le vedi una volta e le hai viste tutte. Le forme sono tutte uguali, sembra lo stesso design che la mattina si è alzato. Sì, sono tostapani con le ruote sostanzialmente. Esatto, auto che non danno niente. Io quando parcheggio la mia Giulia in giro, non perché sia mia, ma quando vedo un'altra Giulia, una vecchia, ma ripeto, anche le 155 che cominciano ad essere un pochettino rare, ma nel mercato si trovano ancora a ottimi prezzi, io mi fermo ad ammirarla, perché lì c'è la mia, tra virgolette, gioventù, c'è la passione, c'è il desiderio di avere quell'auto, auto che profumavano ancora di Alfa Romeo, di domeniche bellissime passate in giro per la città o nelle gite fuori città con la donna del momento, con gli amici. È quella parte sana dell'Italia che è rimasta. Io consiglio vivamente di acquistare un Alfa Romeo proprio del decennio 90 per riappropriarsi, scusate, di quella parte di passato sano che era l'Italia ancora, e che donava gioielli travestiti da poco più che utilitaria. Sì, sono vetture che hanno personalità, che è quello che nelle auto moderne si è Non c'è perso. più. Tu sali su una 100, abbiamo preso l'esempio della 155, Sì, è bella, un cruscotto semplice. Io ho avuto due Alfa 33, ero innamorato sia esternamente che internamente, e quando mi mettevo alla guida mi divertivo perché ti dava l'anima, era come una donna calorosa, una donna diretta, schietta, un po' bisbetica, perché quelle auto le devi anche, se le porti al limite, saper guidare. certo. Ma la bellezza è proprio quella, non c'è tutta quell'elettronica che si interfaccia da te e l'autovettura. Sia un corpo unico, sia una persona unica. Io non è che voglio romanzare, però l'emozione è anche il rapporto con cui tu vivi la guida e la vita dell'auto. Quando la portavo dal meccanico era come se portassi mia figlia a fare un controllo medico. Stavo lì attento, ascoltavo i consigli dell'allora mio meccanico, mi diceva: guarda, sta attenta quando la macchina è fredda, mi davi i consigli, cambiavamo un tipo di olio. Come Quelle no? cose che ora non ci sono più. Ora ci sono delle macchine, non bisogna chiamarle automobili, ci sono delle macchine, tu le porti lì, te le sistemano, eccetera, escono fuori, a malapena riconosci la tua, perché sono talmente uguali che se non ricordi la targa cerchi di entrare nell'auto di un altro quando la vai a ritirare. A me è successo. Esatto. A me è successo. Alex, noi dobbiamo chiudere. Io ti voglio ringraziare per questa ripartenza e ci troviamo sabato prossimo allora. Sabato prossimo, nelle prossime puntate, non posso dire immediatamente sabato prossimo, io lo spero, avremo diversi ospiti, spero in una persona molto illustre che ci venga, figlia di un design, che ci venga in trasmissione. Purtroppo ha qualche problema di salute, però in qualche modo cercherò di coinvolgerla, perché la sua testimonianza nel raccontare come suo padre ha concepito il design di alcune delle più belle Alfa Romeo e sta nelle 5 auto più belle al mondo. Vedi l'Alfa 33 stradale, stiamo parlando di Scaglione. Non voglio anticipare, cercherò di convincere la mia amica Giovanna a venire in trasmissione. Sono già ormai 3-4 anni che accarezzo l'idea e in qualche modo devo convincere, perché la sua testimonianza per noi è molto importante e fa parte della storia del glorioso marchio Alfa Romeo. Benissimo, allora grazie Alex, Grazie a voi. grazie a tutti voi e ricordate che the best is yet to come. Viva l'Alfa Romeo e alla prossima, buona giornata. Grazie. Avete ascoltato